Fabio Padovan, presidente del comitato di Liberi Cittadini Colli Puri, Colalbrigo Respira. Perché questo comitato? Ma perché negli ultimi 2 anni abbiamo assistito a una trasformazione totale della nostra zona e adesso siamo in piena zona DOC CG del Prosecco, per cui stanno piantando vigneti dove prima c'erano boschetti, vigneti dove prima c'erano prati, vigneti perfino sulle strade vicino a dove passeggiano le persone e i bambini. La cosa è preoccupante perché vengono utilizzati pesticidi che sono molto tossici e che possono causare, e sono sicuramente una causa correlata di malattie degenerative, di cancro, di leucemia e soprattutto di trasformazioni anche genetiche sui nostri bambini. Ben venga il Prosecco, c'è già chi coltiva il Prosecco in maniera biologica e questo noi siamo convinti che sia la strada giusta, tant'è vero che noi acquistiamo solo vino biologico. Non è che siamo contro il vino, siamo contro chi utilizza pesticidi e sostanze che fanno male all'ambiente e alle persone. Anche a Vittorio Veneto si sta creando un comitato, siamo in contatto con loro, si sono venuti anche a questa riunione e ecco, questo è il nostro augurio, che si creino comitati locali un po' dappertutto, così da fare diga al dilagare di questi pesticidi. Oggi vi siete presentati qui a Santa Lucia di Piave con questo convegno con 2 illustri professori. Quali saranno i prossimi appuntamenti del comitato? Beh, il prossimo appuntamento è a brevissimo, nel senso che nel Consiglio Comunale di Conegliano verrà discusso, primo caso in Italia, una mozione che abbiamo presentato noi ai partiti politici, che solo il Movimento 5 Stelle ha accettato di protocollare, quindi si è fatto portavoce di questa mozione per chiedere che nel territorio comunale di Conegliano vengano banditi i pesticidi. Abbiamo fatto questa mozione in gennaio. È stata inviata a tutti i gruppi consigliari di Conegliano e il Movimento 5 Stelle l'ha presentata il 4 febbraio, quindi ben prima delle elezioni, no? Perché adesso è facile dirlo, prima forse non era così scontato un risultato di questo tipo. Fatto sta che un movimento che nasce dal basso come il Movimento 5 Stelle si è fatto portavoce, a noi sta benissimo se si aggiungono anche i grossi dinosauri dei partiti tradizionali come il PD, il PDL e gli altri, a noi va bene, la Lega. Più gente c'è che scende dal carro delle multinazionali e sale sul carrettino dei cittadini che vogliono la loro salute, va tutto bene.